La primavera ritarda, ma il tempo da domani a Pasqua tregua solo a metà settimana. Altro che primavera, per la settimana santa il meteo non promette nulla di buono, pioggia e freddo da domani a Pasqua. Per tutte le previsioni la parola al nostro esperto Alessandro Marcon. Buonasera, la primavera deve ancora aspettare un bel po' prima di arrivare. I giorni soleggiati della scorsa settimana dobbiamo già, ahimè, dimenticarseli. Domenica e parte del lunedì saranno perturbati con gran pioggia qui nelle pianura e nel Bassanese. Nell'altopiano di Asiago invece avremo una gran bella nevicata. Invece nel pomeriggio sera di lunedì potremo assistere a qualche fiocco di neve in mezzo alla pioggia anche qui in pianura e in tutta la pedemontana. Ma come proseguirà la settimana pasquale? In pratica è prevista tanta pioggia per tutta la settimana. L'unico giorno che potrebbe esserci un po' di sole sarà il mercoledì e forse in parte giovedì in mattinata. Invece per sabato ci assisteremo ad un pesante maltempo con quota neve in rialzo rispetto al weekend prossimo. Sembra proprio essere interessata anche la giornata di lunedì, soprattutto la mattinata, quando una bassa pressione si dovrebbe approfondire sull'Alto Adriatico, apportando del forte vento e appunto delle precipitazioni soprattutto la mattina. Da qui al prossimo weekend però mancano ancora tanti giorni, ma come per l'anno scorso sembra proprio che anche quest'anno il giorno di Pasqua sia bagnato. E il detto invece quest'anno se piove sui ovi non piove sulla Pasqua sembra proprio che non possa essere.